Siamo in collegamento, dunque buonasera da Alessandro Grasso Peroni che vi parla con Gaetano De Benedetto, principe, re imperatore delle telecamere, e Matteo Melnossi alla parte tecnica qui da Sardana. Per Sardana, Forte dei Marmi, quinto turno del massimo campionato di hockey. Un match sentitissimo, questo derby tra due luoghi che si sono sempre frequentati vicendevolmente. I sardanesi sono sempre andati a divertirsi in Versilia, i versigliesi sono sempre venuti a comprare l'antiquariato, che è una delle peculiarità della città di Sardana. Alla nostra mostra la soffitta nella strada, ma nell'hockey la sfida affonda le sue radici nella notte dei tempi di questa meravigliosa disciplina, con i versigliesi che hanno vinto campionati nelle ultime stagioni, sono ancora ora, adesso si presentano con lo scudetto sulle maglie, ma nelle ultime due stagioni non hanno raccolto punti qua, sconfitti 5-3 l'anno scorso, era la gara d'esordio del campionato, sconfitti 3-0 incredibilmente nel 2017-18. Poi ovviamente i rossoblu di Pierluigi Bresciani nei playoff della scorsa stagione ebbero nettamente la meglio, ma questa è un'altra storia. Sardana si presenta con 4 punti al suo attivo, frutto della vittoria col Valdagno e del pareggio sempre nelle gare casalinghe 4-4 con Monza. Sardana avvelenato per decisioni arbitrali che la stanno penalizzando, secondo il presidente Maurizio Corona. Forte dei Marmi in vetta alla graduatoria con 9 punti insieme a Breganze e Lodi, e che vuole ribadire la sua leadership in questa sfida. Dunque, con direzione arbitrale affidati ai Fronte di Novara e Aide di Breganze, sta per avere inizio questo match. Siamo in fase di presentazione, forse c'è un problema al microfono, mi dice Gaetano. Tutto a posto il microfono, chiedo a Matteo? Dovremmo essere in collegamento, dunque ecco il roster di questa fortissima squadra che è il Forte, col portierissimo Riccardo Gnata, numero 2 Davide Motaran, 4 Lorenzo Giovannetti, 5 Federico Gabriele Ambrosio, 7 Jordi Burgaia, numero 17 l'ex di turno Xavier Rubio Sivit, numero 18 Casas Lossano, numero 67 Cosimo Mattugini, numero 77 Giacomo Maremmani, numero 74 Leonardo Bertotti, come detto il mister Pierluigi Bresciani. Sardana ha referto davanti a Corona, numero 10, numero 5 Mattia Rispogliati, il numero 6 Juan José Moiano, numero 11 Davide Borsi che è il capitano, Andrea Perroni numero 46, Andrea Fantozzi numero 54, Francesco Rossi numero 57, Francisco Ipinazar numero 78 e Geronimo Garcia Bielsa numero 87, con Alessio Bianchi che è il secondo portiere numero 58. L'allenatore è Alessandro Bertolucci, fantastico stratega che ha costruito questa squadra rossonera dall'inizio della stagione passata. Erano rimasti soltanto Borsi e Corona, sono arrivati giocatori che hanno consentito alla squadra di Sardana di arrivare l'anno scorso in finale di Europe Cup, sconfitta dagli Eida appunto in finale, ma Sardana è arrivato anche in finale di Coppa Italia, sconfitta da Follonica, e ha giocato anche all'inizio di questa stagione la semifinale di Supercoppa Europea, venendo battuta 8-2 dallo Sporting. Ha assunto una dimensione in Portogallo,
ha assunto una dimensione internazionale la squadra di casa, e ora deve ritrovare però la continuità di risultati in campionato, perché se ha vinto un match uno l'ha pareggiato proprio su questa stessa pista che gli amici Forte Marmini, lo stesso Bresciani alla vigilia ha definito uno dei luoghi più difficili sui quali giocare, perché la pista qui del vecchio mercato ortofrutticolo di Sarzana è veramente stretta, in cemento, infida per chi non la conosce. Cerca il Forte dei Marmi di invertire la tendenza di queste ultime partite. Attenzione dunque che, ripeto, Fronte di Novara e Aid di Breganze stanno per dare il via al match. Vediamo nelle file del Forte, davanti a Agnata con il numero 17 gioca Xavi Rubio, poi c'è Gabriele Ambrogio numero 5, Davide Motaran numero 2 e poi c'è il numero 7 che è Jordi Burgaia. Nelle file sardanesi, che oggi stasera gioca in maglia bianca la squadra rossonera insieme a Corona che è il portiere, abbiamo il capitano numero 11 Davide Borsi, numero 46 Andrea Perroni, numero 57 Chicco Rossi e il numero 87 Francisco Epinazzar, che è il quintetto tipo base che ha scelto ormai, confermandolo nel tempo, mister Alessandro Bertolucci. Tutto è pronto, spalti gremiti al limite della capienza, tifo alle stelle, forse qualche assenza da parte dei Forte Marmini, mi sembra di vedere. È tutto pronto, si attende soltanto il via per questo match Sarzana Forte dei Marmi, quinto turno del massimo campionato di hockey. Ripeto, in pista per Forte davanti a Agnata c'è il numero 17 Xavi Rubio, l'ax di turno, numero 2 Davide Montarani, il numero 7 Jordi Burgaia, il numero 5 Gabriele Ambrosio. Subito Sarzana dopo il via del Forte, attenzione alla conclusione di Jordi Burgaia, la parata di Corona, c'era stato il tentativo in precedenza di Ambrosio. Attenzione a Sarzana, subito velocissimo il match, dietro per Sarzana Perroni e Borsi che va a dare fastidio a Motaran, recupera poi Rossi, ancora Perroni, ripeto, di rigore di fronte a spalti gremiti, Fronte di Novara e Aid, ma non Jekyll di Breganze. Ha fischiato proprio Aid. Forte dei Marmi si favorirà la conclusione di Motaran, eccola, non trova lo specchio della porta, recupera subito Chicco Rossi. Giocati 45 secondi velocissimi da Epinazzar a Andrea Perroni che non ha controllato, poi Motaran, Corona, ancora Epinazzar, Borsi. Gara veramente a ritmi vertiginosi in questa prima fase, giocati esattamente 1 minuto e 20 secondi, Sarzana 0 Forte dei Marmi 0, attacca Epinazzar, lo scarico per Borsi, la conclusione di Borsi, Riccardo Agnata, attenzione alla proiezione offensiva di Gabriele Ambrosio, la recupero di Sarzana con Rossi, lo scambio Borsi, avanza Borsi pressato da Jordi Burgaia, ancora Epinazzar, Rossi, va Rossi, difesa granitica del Forte, sempre Rossi, scarica Epinazzar, Borsi, dalla grandissima distanza ancora Agnata, dice di no, recupera ancora Rossi, gli va a togliere la pallina Jordi Burgaia, eccolo qua Jordi, scambio con Motaran,
ha fischiato Fronte. Gioco fermo, trascorsi 2 minuti e 7 secondi di gioco. Sardana 0, Forte dei Marmi 0. Attenzione alla transizione di Ambrosio. Federico Gabriel Ambrosio, fallo su di lui. Sulla pallina Jordi Burgaia, Motaran, Xavi Rubio, Jordi Burgaia, velocissimo, Forte dei Marmi, ma Motaran perde il controllo, la recupera. Ancora Davide, Xavi Rubio, Jordi Burgaia, Motaran, Jordi Burgaia, Corona! Almeno già 2 occasionissime da ambo le parti, forse 3 per il Forte. Il risultato che non si sblocca. La governa Ipinazzar, la scambia con Perroni che chiama in avanti Rossi, ancora Ipinazzar. Cresce di partita in partita Francisco Ipinazzar, poi Borsi, la sapienza. Ruba tutto, ha rubato tutto Motaran, lo scambio con Jordi Burgaia, ancora Davide Motaran. Motaran, Xavi Rubio, Motaran. Molto chiusa anche la difesa rossonera. Xavi, l'ex. Ancora Xavi, recupera Borsi, lancia dove c'è però Motaran a coprire. C'è la transizione di Burgaia e Ambrosio non trova la conclusione vincente. D'altra parte Perroni, la parata dignata. Bellissimo inizio del match, veramente spettacolare. 4 minuti e 10 giocati e ancora Corona che interviene su Xavi Rubio. Transizione, preferisce cominciare Perroni prima da Borsi e poi da Ipinazzar, recupera Motaran, ancora Jordi Burgaia, il recupero di Borsi, Borsi e Ipinazzar, Borsi esplode e il gol di Sardana, vantaggio di Sardana, lo ha segnato Chicco Rossi, altro ex di turno, Chicco Rossi al 4 minuto e 32 secondi. Sardana va in vantaggio con il tocco sotto misura di Chicco Rossi. Sardana 1, Forte dei Marmi 0, 4 minuti e 32 secondi. Rossi. E ora vediamo il Forte che era andato per la verità più vicino al gol rispetto ai padroni di casa. Xavi Rubio in avanti dove c'è Federico Gabriel Ambrosio, pressatissimo da Borsi. C'è il fallo del giocatore di Sardana. Sardana che ha sbloccato dunque il risultato al 4,32. Rossi sotto misura dopo azione in contropiede. Attenzione ancora alla parata di Corona, Ipinazzar, di fronte a lui Burgaia, ancora Ipinazzar, scarica per Borsi, su di lui c'è Federico Gabriel Ambrosio, ancora Rossi, Sardana in possesso di pallina con autorevolezza. Perroni scarica ancora per Rossi, trova lo spazio per il tiro, gli viene contratto da Motaran. Il recupero poi, la palla contesa nella zona d'attacco di Sardana. Eccolo Ambrosio,
in mezzo, attenzione, ha provato la giravolta spaziale Xavi Rubio, anzi Motaran, nulla di fatto. Pressing asfissiante del Forte, lo scatta di 5 secondi, ecco, li stavamo attendendo. Tanto è entrato in pista Casas Lossano con il numero 18. Casas Lossano al posto di Ambrosio. Casas Lossano per Ambrosio. Va Xavi Rubio, va Xavi, giocatore meraviglioso che a Sardana abbiamo amato tantissimo. Conclusione di Jordi Burgaia, poi ci ha provato Martin Casas Lossano, nulla di fatto. Sardana con Rossi e poi Pinazzar e poi il Borsi. Pierluigi Bresciani cerca di scuotere la sua squadra dalla panchina, trascorsi 6 minuti e 40. Sardana 1, Forte dei Marmi 0. Rossi ha cercato di liberarsi ma gli ha tolto la pallina con la vecchia volpe di Xavi Rubio. Burgaia, Xavi, Motaran, ancora Forte dei Marmi che cerca il Pertugio, da Xavi ancora per Casas Lossano. Motaran, va Davide, scambia con Casas Lossano, bellissima conclusione che l'ha trovato la porta, ancora Motaran, e il pareggio del capitano del Forte, Davide Motaran, al 7° minuto e qui e 16 secondi il pareggio di Motaran. Azione spettacolare dell'ex giocatore del Viareggio che va a pareggiare. 7 minuti e 16 secondi. Motaran, Sardana riparte avanti ma Forte ancora più concentrato rispetto alla situazione di svantaggio. Gianni Burgaia sbroglia la situazione Sardana, poi Borsi, ancora Borsi all'indietro, vai Pinazzar, Borsi 1-1 dunque, all'acuto di Rossi ha risposto Davide Motaran. Il Pinazzar, c'è un fallo in attacco per Sardana. Otto minuti e 15 quando Corona ancora deve intervenire. Casas Lossano, c'è il fallo in attacco di Forte dei Marmi. Situazione falli, 4 Sardana 1 Forte, risultato del punteggio, affermazione che non si potrebbe mai proferire. 1-1 ancora Forte. Attenzione a Motaran, la grandissima conclusione alla parata di Corona, transizione di Borsi, Borsi e Xavi Rubio. Xavi ha costretto Borsi ad allargarsi, poi la difesa del Forte alla meglio sul capitano sardanese. Ancora Xavi, va Xavi, mette in mezzo, si salva Sardana ancora una volta, è entrato Garzia Bielsa, la conclusione è andata sulla mazza di Giacomo Maremmani, numero 77, entrato anche lui nelle file del Forte. Il Pinazzar, Garzia Bielsa, Perroni, il Pinazzar, Borsi, fa ruotare anche Bertolucci i suoi uomini. Il Pinazzar non è riuscito a deviare sotto porta Garzia Bielsa, dall'altra parte Xavi Rubio, anzi era Casas Lossano, la parata di Corona, ancora Garzia Bielsa, la lascia lì, Borsi ci mette una pezza, Casas Lossano, Xavi Rubio va a chiudere
il Pinazzaro. Ancora Xavi Rubio riceve da Casas Lossano, poi l'area imposta per Gianni Burgaia. È uscito anche Davide Montaran nelle file del Forte, che era in pista con Gianni Burgaia, Xavi Rubio, Martin Casas Lossano e Maremmani, che non riesce a concludere dietro la porta. Tutti a terra, protestano giustamente i tifosi del Forte, forse c'erano gli stavi per rigore, tanto Perroni va a concludere malamente, recupera Jordi Burgaia, va Xavi Rubio che sta tenendo in piedi Forte dei Marmi, grande giocatore. Lo scambio con Maremmani, Xavi Rubio, Casas Lossano. Xavi Rubio, Maremmani, difende alta Sardana con Perroni, Borsi e Garcia Bielsa. Esce a coprire stavolta il Pinazzar su Gianni Burgaia, la perde Perroni, la riconquista Xavi Rubio, va Xavi, non riesce a servire al centro, non c'è la conclusione, si salva in qualche modo la difesa rossonera, grandissima azione del Forte, viene verificata, transizione di Borsi, bellissima partita, giocati 11 minuti e 15 secondi, Sardana 1, Forte dei Marmi 1, quello Garcia Bielsa Perotti ha perso il controllo, la scarica nei confronti di Rossi, costretto a tornare all'indietro, poi Borsi, va il Pinazzar, la manata dignata e poi Maremmani mette ordine, un attimo di respiro in pista, Maremmani scarica Martin Casas Lossano, ancora Maremmani, scambio con Gianni Burgaia, Xavi Rubio e Maremmani, ancora Xavi, uomo ovunque, va Xavi, esce su di lui il Pinazzar, il raddoppio, ma recupera Corona che poi alla fine riesce a identificare il Pinazzar qua alla finale la pallina, poi Rossi, sempre Rossi, e Rossi è troppo votato al tuffo in certe occasioni. C'è il time out, sono stati 12 minuti e 5 secondi senza soluzione di continuità qui a Sardana. Sardana 1, Forte dei Marmi 1, gol di 4,32 di Rossi al 7,16 di Motaran. Time out anche per noi. Fronte Aid che dirigono di fronte a Spalti gremiti al limite della capienza, hanno dato il segnale di ripresa del gioco, siamo quasi a metà del primo tempo, Sardana 1, Forte dei Marmi 1, 12,55 alla conclusione, il gol di Chicco Rossi al 4,32 di Davide Mottaran al 7,16 per gli ospiti. Pallina in zona d'attacco per Forte. La recuperano i rossoblù di Pierluigi Bresciani, è rientrato Motaran, Casas Lossano, Gianni Burgaia ancora lì indietro, Casas Lossano, Motaran, è uscito Xavi, va Casas Lossano, è fermato da Sardana con i Pinazzar e Rossi, ma il pressing versigliese è asfissiante, va Maremmani a togliere la pallina a Garcia Bielsa e poi di nuovo a impostare su Martin Casas, su
Jordi Burgaia, Maremmani, va Maremmani, Garcia Bielsa gliela toglie in qualche modo. Lo scambio in Pinazzar, Garcia Bielsa di nuovo, prova a incunearsi tra Maremmani e Martin Casasossano, anzi è Jordi Burgaia, ma non ci riesce. Forte in transizione Casasossano dietro Maremmani, Motaran, ecco il capitano del Forte, Casasossano, Maremmani, la perde il Forte, va Garcia Bielsa, lo scambio Rossi, non va Rossi, la transizione del Forte ancora una volta, Casasossano dietro la porta, la rimette e Maremmani non riesce a trasformare questo assist meraviglioso di Casasossano. Forte Remarmi vicinissimo al vantaggio, dietro la porta Garcia Bielsa dall'altra parte, poi Rossi, attenzione a Federico Gabriel Ambrosio, Casasossano, è rientrato anche Ambrosio che manca anche la conclusione di volo, la transizione e poi di Pinazzaro, scambio con Borsi, non riesce a rimetterla al centro, c'è il fischio di Fronte e Aid, 10:35 alla conclusione del primo tempo. 1-1. Qui a Sardana, tra Sardana e Forte dei Marmi. Ha provato il numero Borsi, reclama con Aid l'eventuale fallo di mano, non lo ottiene. Dall'altra parte Martin Casasossano difende la pallina come un leone da due avversari e riesce a mantenerne il possesso, incredibile, riesce a sbrogliare poi Sardana, l'errore di Motaran, Borsi numero, ma non riesce a concludere sulla chiusura di Maremmani. Dall'altra parte Pinazzar troppo alto su assist per Rossi, cercava la conclusione di volo del compagno di squadra, autori del gol del momentaneo vantaggio di Sardana. Proprio Rossi e Motaran, i due autori del gol a confronto, la perde Martin Casasossano, la difende ancora Garcia Bielsa, poi da Rossi a Borsi, deve ricominciare Sardana, ancora Rossi, Garcia Bielsa, Borsi, va il regista della squadra di Bertolucci, Perroni la sbaglia clamorosamente e Federico Gabriel Ambrosio mette il timbro. Se gli lasci l'occasione questi giustamente ti puniscono. Federico Ambrosio, 14 minuti e 38 secondi, passa in vantaggio il Forte dei Marmi con Federico Gabriel Ambrosio che approfitta di un errore macroscopico di Andrea Perroni. Ambrosio, Sardana 1, Forte dei Marmi 2, Forte che ha perfezionato l'aggancio e la rimonta. Sardana 1, Forte 2. Sta affilata all'incrocio dei pali di Ambrosio, bellissimo. Tanto d'altra parte Gnatta dice di no a Garcia Bielsa. Gioco che deve riprendere. 8 minuti e 52 secondi alla conclusione del primo tempo. Sardana 1, Forte dei Marmi 2. Al gol del vantaggio di Chicco Rossi hanno risposto Motaran e Ambrosio. Va a Borsi, la sua conclusione non ha trovato la deviazione sotto misura né di Rossi né di Perroni. Poi Forte guadagna la pallina sull'intervento di Aide Fronte.
Va al forte Maremmani, cambia, entrato in pista anche il numero 67 Cosimo Mattugini, ma la Sardana non c'è in questa fase. Perroni ancora forse deluso dall'errore che ha causato il gol di Ambrosio. Ancora Mattugini, scarica Mottaran, non riesce a esplodere. Poi Maremmani, Giacomo Maremmani va, sfrutta anche il blocco di Federico Gabriel Ambrosio. Maremmani scarica ancora Maremmani, anzi Ambrosio. Maremmani sotto misura non ce la fa a trovare la porta, poi da Borsia Rossi, avanza Sardana ancora, costretto a tornare indietro Garzia Bielsa. Rossi, Borsi, altissimo il pressing del forte, Garzia Bielsa riesce a trovare la pallina, intanto anche Negro Moiano con il numero 6 nelle file sardanesi sfrutta il blocco di Garzia Bielsa. Borsi, ma sbaglia, da Ambrosio a Mottaran, ancora Mottaran che ha controllato col pattino, Mottaran. Gioco fermo, palla rossonera, è rimasto a terra, però mi sembra Maremmani. Ambrosio, Federico Gabriel Ambrosio è rimasto a terra. Cioè, intanto siamo in fase di time out, vediamo che è entrato il sanitario Forte Marmino per assistere il giocatore Federico Gabriel Ambrosio, autore di un gol stupendo, quello del 2-1 momentaneo in favore degli ospiti. Ambrosio si lamenta ancora con gli arbitri. Sembra che si sia ripreso Ambrosio. Tanto il time out è terminato. Siamo nella situazione di time out. Si riprende dunque, da giocare 7 minuti e 15 secondi. Sardana 1, Forte dei Marmi 2. Quando attacca Garzia Bielsa, su di lui c'è Maremmani, va Garzia Bielsa e il gol di Sardana di Garzia Bielsa. Garzia Bielsa Rossi, Garzia Bielsa impatta Garzia Bielsa al minuto 17:53, il 2-2. 2-2 di Garzia Bielsa. Sardana reagisce. E trova il pari. Probabilmente non ha fatto bene al Forte quella prolungata interruzione sull'infortunio di Ambrosio. Tanto Maremmani va alla ricerca del rigore, ma il suo tuffo è esattamente influente come quello di Rossi e prende il blu. Maremmani per proteste. Lì è fronte, quello che ha dato il blu è fronte, ha dato il blu a Maremmani, ma lui è fronte. Il blu è di fronte
a mare e mani. Il Sardana può andare a vantaggio 18 e 30 e 26 e 24. Garzia Bielsa contro Gnatta. Va Garzia Bielsa, Gnatta lo ipnotizza. Forte dunque in inferiorità numerica, perché Maremmani si è beccato il blu a causa delle proteste per il mancato rigore. Tanto Negro Moiano aggancia in qualche modo e con vistoso ritardo questo a pallina. Ancora Negro Moiano, Borsi, Negro Moiano scambia con prima con Rossi, poi Negro Moiano, poi ancora Borsi. Sardana cerca di venire a capo di questo power play. Ancora 14 secondi per l'azione dei rossoneri stasera in maglia bianca, ma la conclusione di Borsi non ha portato soluzioni. Poi va a commettere un fallo Garzia Bielsa, il forte, e c'è il time out, fallo di Garzia Bielsa su Motaran. Time out, tanta confusione da tutte le parti. Time out anche per noi sul 2-2, vantaggio di Rossi, pareggio di Motaran, 2-1 forte con Ambrogio, 2-2 di Garzia Bielsa. Attenzione che si riprende a giocare col Forte dei Marmi in possesso di pallina nella zona della retroguardia, 2-2. Borsi all'indietro, ancora i Pinazzare e Borsi, va Borsi, su di lui c'era Jordi Burgaia, poi arriva la conclusione di Rossi, aveva dato l'illusione del gol, almeno dalla nostra posizione. Attenzione a Jordi Burgaia, viene fermato da Negro Moiano, poi recupera perfezione di disimpegno Borsi. Scambia ancora con i Pinazzar. 5 minuti in questo momento a conclusione del primo tempo. Sardana 2, Forte dei Marmi 2. Quando attaccano i padroni di casa, Borsi, Gnatta dice di no. Meraviglioso l'aggancio di Jordi Burgaia, pressato però dai sardanesi che non lo lasciano andare via. Su di lui ci sono Negro Moiano, i Pinazzar la toglie Pinazzar, ancora Negro Moiano, i Pinazzar non riesce a trovare lo spazio per il tiro, però Borsi sì, ma cercava in realtà la conclusione, l'assist, e poi dall'altra parte Burgaia non riesce a segnare. Rossi, Borsi, 4 minuti e 15 secondi, Sardana 2, Forte dei Marmi 2. Ancora Rossi, ha cercato e trova Negro Moiano dietro la porta. Ancora Negro Moiano, Borsi dalla grandissima su Burgaia,
Va Burgaia, fa sempre Borsi su di lui, sempre Borsi e Burgaia, arriva anche Rossi, Borsi, Burgaia, Rossi, finisce a terra il Versigliese. Altro time out, fase di gioco molto confusionaria. 3:49 la conclusione del primo tempo, Sardana 2, Forte dei Marmi 2, time out anche per noi un'altra volta. Si ricomincia, parte finale di questo stupendo primo tempo, 2-2 il punteggio tra i pannelli di casa del Crédit Agricole Sardana e il GDS Impianti Ok Forte dei Marmi, campioni d'Italia e primi in classifica. Forte che è in avanti, all'indietro Ambrosio, autore del gol del momentaneo 2-1, poi Burgaia, ancora Ambrosio, il pressing di Borsi su Ambrosio, vai via Ambrosio, numero, questo era fallo, non rilevato, il tiro di Ipinazzar, la conclusione l'ha respinta, ma ha accusato il colpo, chiede di fermare il gioco Casas Lossano, che ha preso una pallinata tra ginocchio e coscia davvero fastidiosa. Esce Casas Lossano e rientra Giacomino Maremmani. Tre minuti e 20 secondi alla conclusione, Sardana 2, Forte dei Marmi 2. Siamo all'epilogo di questa prima parte, dai contenuti tecnici agonistici elevatissimi. Va Sardana con Borsi ancora sull'asse formato da Ipinazzar. Borsi prova Negro Moiano, rimette in mezzo Rossi, non è riuscito a concludere al volo, poi Burgaia, poi ancora il Forte, bellissimo Ambrosio, che numero, non è stato fortunato il numero 5 che va a recuperare, agganciato Mazza contro Mazza, che giocatore Ambrosio, va ancora Xavi Rubio, Ambrosio, si libera Sardana, Negro Moiano, Rossi, ancora per Negro Moiano che non arriva all'appuntamento, sotto misura, 2 minuti e 37 secondi alla conclusione, sempre 2-2, concitatissime fasi finali di questo stupendo primo tempo. Sardana ha rimesso in piedi il match dopo aver aperto le marcature e essere andata sotto. Forte che non molla nulla, ecco Burgaia, fermato da Negro Moiano, da solo Negro Moiano, non trova la porta, sarebbe stato un gol meraviglioso anche per l'argentino. Xavi Rubio mette ordine ma gliela toglie Rossi, va Rossi, caparbissimo Rossi, poi Borsi, 120 secondi in questo momento alla conclusione, 38 secondi per l'azione rossonera. Ipinazzar raso terra all'MLM senza problemi Gnata, poi Maremmani e Negro Moiano la mette in mezzo, bellissimo gol di Ambrosio, cosa ha fatto Ambrosio? Federico Gabriel Ambrosio, un gol meraviglioso di Federico Gabriel Ambrosio, ne ha fatti due, uno più bello dell'altro,
al 23:07. Applausi a scena aperta anche dal pubblico sardanese, perché Ambrogio davvero si è girato in un fazzoletto e l'ha messa dove ha voluto, come ha voluto. Nessuno scampo per Corona. Sardana subito si rivolta in avanti, ma abbiamo assistito a un gol, quello del 3-2, davvero eccezionale, straordinario. Federico Gabriele Ambrosio, che riporta così avanti Forte dei Marmi a 90 secondi dalla sirena della prima parte. Sardana 2, Forte dei Marmi 3. Ancora Forte avanti, Maremmani, Jordi Burgaia, ancora Maremmani che ha rischiato di perdere. C'è Xavi Rubio, riceve, va Xavi, scarica Burgaia, ma la recupera Borsi. Attenzione Negro Moiano, la bellissima chiusura di Giacomino Maremmani su Negro Moiano. E ora il Forte di nuovo preferisce ragionare Xavi Rubio. 55 secondi alla sirena. Sardana 2, Forte dei Marmi 3. Siamo nel finale del primo tempo. Palla in attacco del Forte, forse l'ultima occasione per pareggiare prima del riposo. 45 secondi, ma Sardana la perde. Maremmani ha tirato per evitare i 5 secondi, quindi Sardana ancora in possesso con Ipinazar. Siamo nel finale, 31 secondi prima della sirena della prima parte. Rossi la perde, Maremmani gliela contendono i rossoneri, però esce Maremmani, sempre Maremmani. Forte dei Marmi che non riesce a portarsi in avanti. 11 secondi, 10 secondi, prova Maremmani ancora, mi mancano 6,76, 6 secondi e 76 centesimi per il riposo. Vediamo cosa succede, tanto è sempre il Forte in possesso con Jordi Burgaia e Xavi Rubio proprio sotto di noi. Ultimi secondi, 4, 3, 2, 1 e termina il primo tempo. Da Sardana ci risentiamo per darvi appuntamento per la ripresa. Ricordo il parziale: Sardana 2, Forte dei Marmi 3. Le reti: Rossi di 1-0 Sardana, Mottaran 1-1, Ambrosio 2-1 Forte, Garcia 2-2 Sardana, ancora Ambrosio 3-2 Forte. A fra poco per la ripresa.
per l'imperatore delle telecamere Matteo di cognome. C'è un problema tecnico, dicevo, insieme a Gaetano De Benedetto, principe re, imperatore delle telecamere, e dalla parte tecnica è curata dall'eroe Matteo Menozzi. Siamo in diretta dal vecchio mercato di Sarzana. Il primo tempo si è concluso con Forte dei Marmi in vantaggio per 3-2 per il primo tempo pirotecnico, vantaggio di Rossi al 4,32 per Sarzana, pareggio di Motarang al 7,16, sorpasso di Ambrosio al 14,38, 2-2 di Garcia Bielsa al 17,52, 3-2 forte ancora di Ambrosio. Forte dei Marmi di Pierluigi Bresciani che davanti a Riccardo Gnatta schiera in questo inizio di ripresa con il numero 17 Xavi Rubio, con il numero 18 Maitò Martì Casas Lossano, con il numero 7 Jordi Burgaia e con il numero 5 Federico Gabriel Ambrosio nelle file di Sarzana stasera in maglia bianca, mentre gli arbitri fronte di Novara e Heidi di Breganza hanno dato il via a questa ripresa. Attenzione intanto a Corona, che appunto è il portiere, con lui c'è il numero 87, il pareggio di Negro Moiano, il pareggio di Negro Moiano dopo 21 secondi. Negro Moiano 3-3. E dunque ci sono Moiano che ha pareggiato con numero 6 insieme al numero 11 Davide Borsi, al numero 57 Chicco Rossi e al numero 87 Francisco Espinazzari. Incredibile inizio della ripresa con Sarzana che ha ripreso il match con Negro Moiano. 3-3 a proprio 21 secondi della ripresa, e subito l'inerzia torna dalla parte dei rossoneri, ripeto, stasera in maglia bianca, in confronti dei rossoblu, che forse hanno avuto la leggerezza di non essere concentrati fin dall'inizio di questo secondo tempo. Va Rossi, Negro Moiano, rimessa in mezzo, non c'è arrivato Ipinazzar, di cui ricordiamo una magia indescrivibile nella semifinale di Lleida, un gol al Valdagno incredibile. Attenzione a Ambrosio, che già stasera ha regalato 2 perle, Casas Ossano detto Maitò. Ancora il Chicco Rossi. Sarzana gasato da questo risultato immediatamente raggiunto del pareggio. Negro Moiano fa fuori Martin Casas Lossano, che però poi gli si frappone il tentativo di conclusione. Ambrosio, Casas Lossano, Ambrosio, mentre era caduto e si è rialzato Ambrosio. Ancora Jordi Burgaia la perde, poi c'è il fallo di Ambrosio su Ipinazzar. 22 minuti e 42 secondi ancora da giocare. Sarà un grandissimo spettacolo con Sarzana che è gravato però di 8 falli contro i 4 di Forte dei Marmi. Intanto attenzione, non riesce a trovare il pareggio Casas Lossano dall'altra parte, anzi non riesce a trovare il gol del 4-3. Attenzione a Ambrosio e Rossi, ancora Ambrosio che si lamenta con l'arbitro fronte. Jordi Burgaia, poi Xavi Rubio, Casas Lossano,
La concusione che non trova lo specchio della porta. Tre a 3 giocati 3 minuti e 2 secondi in questa ripresa. Palla è andata fuori. I soliti sospetti la sono andata a recuperare. Casasossano per forte, tarantolata la squadra di Bresciani che sarà imbiberito con i suoi. Scivolato Ambrosio, va Ipinazzar, la finta, poi la toccata Xavi Rubio, Ambrosio, Casasossano. L'ha persa però Jordi Burgaia. Transizione di Pinazzar velocissimo, gliela toglie Jordi Burgaia. Ambrosio la perde. Sardana con Borsi, si accentra, Rossi, la parata di Ignata straordinaria con la mazza sotto la gamba sinistra. Sardana avanti, attenzione ai Pinazzar che sbaglia completamente, è rientrato anche in pista Allegro Moiano, eccolo servito, va Moiano, stavolta il suo tiro è stato respinto, ancora Moiano, sempre Moiano con Jordi Burgaia che gliela toglie, Martin Casasossano, ma ancora Rossi rientra in possesso, poi Ipinazzar, numero senza fortuna, ancora Ipinazzar, Borsi cerca lo spazio, lo trova, Rossi non riesce a deviare in porta ma recupera Ipinazzar, ancora la conclusione di Ipinazzar, palla che si alza, sempre Ipinazzar che va a coprirla, ma la meglio Jordi Burgaia, anzi Xavi Rubio che l'ha data a Jordi Burgaia, poi in avanti per Giacomo Maremmani, la perde, va Sardana con Borsi, Ipinazzar, Rossi, Borsi, Rossi, tanto Bertolucci fa ruotare, fa entrare Garcia Bielsa per Negro Moiano, Rossi, non riesce a penetrare la porta è sportata. Urge un intervento da parte di Fronte e Aid, che sono gli arbitri che dirigono di fronte a Spalti gremiti al limite della capienza, ripeto Fronte e Aid, ma non Jekyll. Giocati intanto 5 minuti e 33 secondi nella ripresa. Sardana forte, 3-3. Va Xavi, la sua tipica conclusione in diagonale viene neutralizzata da Corona. Sardana, Borsi, la parata di Ignata, ancora la transizione di Xavi si è girato, ha perso l'opportunità di mettere in mezzo, poi c'è riuscito Maremmani, lo scontro con Garcia Bielsa, la palla recuperata da Borsi, numero, ancora Borsi, non aggancia Garcia Bielsa, poi Pinazzar, poi Rossi, ha recuperato Jordi Burgaia, Maremmani, anzi Martin Casasossano, Maremmani,
Ancora avanti e Forte dei Marmi un po' che non fa entrare Davide Motaran. Tanto Xavi Rubio, Jordi Burgaia e Maremmani. Ancora Xavi, Jordi non aggancia, recupera Sardana con Borsi, uomo ovunque, va il capitano, scarica su Rossi, ancora Borsi, poi Garcia Bielsa, prova la conclusione, non ha trovato la porta e poi c'è il time out. 6 minuti e 56 giocati, Sardana 3, Forte dei Marmi 3, time out anche per noi. Forte ancora dopo la ripresa del gioco, Maremmani, Xavi Rubio, ancora Xavi, sempre sull'asse Xavi Maremmani, tanto è rientrato Motaran nelle file della squadra Pierluigi Bresciani e non Bersani, va Borsi, una pallina molto alta, poi la va a recuperare o comunque a contendere a Maremmani, non riesce a entrarne in possesso, esce vincitore e poi prova a casarsi Orsano, ma la pallina non va dove avrebbe voluto. Ipinazzar, Negro Moiano, anzi Garcia Bielsa, Ipinazzar, scarica Borsi, Ipinazzar, Borsi, Garcia Bielsa, Borsi dalla grandissima distanza, la parata degnata, non difficile stavolta, fallo di Rossi, secondo fronte, decimo fallo Sardana, dopo l'errore di Garcia Bielsa nel primo tempo. Ora l'occasione Forte dei Marmi quando sono stati giocati 8 minuti e 8 secondi. Otto minuti e 8 secondi. Casas Lossano contro Corona per il 4-3 Forte dei Marmi. Casas Lossano contro Corona, Casas Lossano, il gol di Martin, Casas Lossano, è il 4-3 del Forte, a 8 minuti e 8 secondi giocati. Torna avanti il Forte dei Marmi, ora 4-3. Grazie al gol di Martin Casas Lossano. Sardana 3, Forte dei Marmi 4. Una gara senza soluzione di continuità, velocità meravigliosa, spaventosa.
8 minuti e 20 giocati, 16:40 la conclusione. Sardana Forte dei Marmi, Sardana 3, Forte 4, quando va a coprire Xavi Rubio, 5 secondi. Attenzione ancora a Garcia Bielsa, Sardana che comunque non ci sta ovviamente a perdere sulla propria pista, nella quale ha sempre creato grossi problemi al Forte, sconfitto in campionato nella regolare stagione nelle ultime 2 annate. Tanto il Forte con l'ex Xavi Rubio, bellissimo il controllo in difesa di Borsi, poi Garcia Bielsa, numero di Garcia Bielsa, la chiama e riceve Borsi che esplode, poi Rossi, bravissimo Gnata a chiudere il pertugio sul suo palo di sinistra. Rossi l'aveva già battezzata in gol. Borsi, ancora Rossi, niente da fare. Casas Ossano lo perde il gol del 4-3, Maremmani. Attenzione a Casas Lossano, sempre Forte che ora è molto più sicuro. Maremmani, Xavi Rubio, lo scambio con Motaran, la palla diventa sardanese. 9 minuti e 47 giocati, ne mancano 15 e 13 secondi per la conclusione di questa meravigliosa sfida. Borsi, lo scambio con il Piazza, Sardana indomita alla ricerca per l'ennesima volta del pareggio con il Pinazzar. Borsi e Martin Casas Lossano, c'è il fallo di Pinazzar in attacco. Time out sul punteggio di Sardana 3 Forte 4. Sardana che poi martedì 30 novembre, anzi mercoledì sera 30 novembre giocherà a Follonica e poi sarà impegnata in casa il successivo 2 novembre contro l'Odi, quindi partite difficilissime. Mentre il Forte se la vedrà mercoledì nel derbissimo contro il Viareggio a Forte dei Marmi e poi giocherà ancora in casa contro il Valdagno. Tanto ancora lì Maremmani, la parata di Corona.
dalla grande distanza, ma moscia questa conclusione da parte di Ipinazzar. E dall'altra parte c'è Maremmani Corona, ancora Maremmani che va a contendere la pallina, la perde. Tanto è scoccato l'11° minuto della ripresa, Forte dei Marmi avanti 4-3, perde la pallina Ipinazzar, Jordi Burgaia al volo, Ambrosio, la parata di Corona, stata giocata sopra fila di Ambrosio, Borsi dall'altra parte, cade a terra, chiede rigore, non lo trova, Maremmani la chiama Jordi Burgaia, poi da Ambrosio ancora Jordi Burgaia, sempre Ambrosio, la perde, attenzione a Borsi, Ipinazzar, anzi è Garcia Bielsa, era Garcia Bielsa che non è riuscito nel suo gioco di prestigio. Rossi, Ipinazzar, va Garcia Bielsa, Negro Moiano è rientrato in pista, la perde, va Ambrosio, gliela toglie, recupera Ipinazzar, Rossi non ha trovato la porta, Maremmani ha rischiato il Forte stavolta, Jordi Burgaia, Motaran, Maremmani, ancora Jordi Burgaia, sempre Jordi Burgaia e Negro Moiano, il fallo è del Forte Marmino, fallo numero 5 dei rossoblù, molto corretti finora, 4-3, Forte dei Marmi, e siamo alla metà della ripresa, 12 minuti e 10 secondi alla conclusione, quando Rossi mette in mezzo questa pallina che Negro Moiano non è riuscito a concludere sotto misura. Fallo in attacco rossonero, poi Ambrosio la perde perché ha controllato male lui. Attenzione a Negro, a Garcia Bielsa, la parata dignata con la mano destra, poi Rossi, Negro Moiano, la recupera Maremmani, transizione forte, Maremmani ha perso la mazza, fischiano gli arbitri. Attenzione a Sarzana, sta cominciando a profondere il massimo sforzo per provare a recuperare il pareggio. Negro Moiano, Ipinazzar, c'è il fallo di Jordi Burgaia. Sardana avanti alla ricerca del 4-4, 11:20 alla conclusione. Garcia Bielsa perde il tempo per la conclusione dello scambio con Ipinazzar, il recupero ancora di Negro Moiano, all'indietro Ipinazzar su Ambrosio, poi Negro Moiano, recupera ancora Garcia Bielsa,
Ipinazar, Rossi, Garcia Bielsa, troppo frenetico, per un attimo aveva perso ancora il controllo, poi Ipinazar va via, su di lui Federico Gabriele Ambrosio, ancora Ipinazar mette in mezzo per Rossi, anzi era Garcia Bielsa, perde la pallina Sardana. 10 minuti e 42 alla conclusione. Sardana 3, Forte dei Marmi 4. Jordi Burgaia la perde perché Ipinazar non si fa sorprendere, anzi Garcia Bielsa, poi Maremmani ha preso un colpo, Maremmani da Ipinazar, interviene Aid che dirige insieme a Fronte, Aid ma non Jekyll. Rientrano di nuovo Roberto Graziano per asciugare il parquet, che non è parquet perché è cemento. 10:26 alla conclusione. Tanto c'è uno sgomitio globale tra Jordi Burgaia e Rossi di fronte a Corona. Prova Maremmani, la pallina in transizione di Negro Moiano, la parata di Ignata, ancora forte Maremmani, contratto da Rossi, ecco Rossi, prova la conclusione, non trova la porta, Garcia Bielsa sbaglia l'appoggio a Ipinazar, ancora Ipinazar, in mezzo Rossi non ci arriva, sempre Rossi, da Garcia Bielsa e Negro Moiano, i due nuovi argentini arrivati quest'estate alla corte di Maurizio Corona. Numero di Garcia Bielsa, nulla di fatto, attenzione a Maremmani, non riesce ad andare via Negro Moiano, poi gliela contende Garcia Bielsa, rimane a terra il giocatore del Forte. Ribadisco il parziale qui a Sardana 3, Forte dei Marmi 4, 9 minuti e 32 secondi alla conclusione. Ancora Sardana alla ricerca del pareggio e gol! Il gol arriva, lo ha segnato da Negro Moiano, Negro Moiano, 4 pari al 15° minuto e 46 secondi. 4-4 di Negro Moiano. Di Negro Moiano. Sardana non si dà mai per vinto. Il Negro Moiano dà l'imprimato a questa ripresa, doppietta anche per lui. E ora apprestiamoci a vivere un finale di gara straordinario, come peraltro è stato il match finora. 8 minuti e 30 secondi alla conclusione. Sardana 4, Forte dei Marmi 4, quando tira Garcia Bielsa e para Ignata, dall'altra parte la prende Federico Gabriele Ambrosio. Pattinata però dicono Fronte e Aid, ma non Jekyll.
i due arbitri che stanno dirigendo di fronte a spalti gremiti al limite della capienza. Borsi, Sardana che sull'area dell'entusiasmo, però deve stare attenta perché c'è Jordi Burgaia, la parata di Corona, poi Borsi, da solo Borsi, non trova la porta, stavolta Gnata era battuto, era andato alla sua destra ma Borsi lo aveva sorpreso con un tiro centrale che è andato alto sopra la traversa. Ancora Sardana, tarantolata la squadra di Bertolucci, Garcia Bielsa, Borsi, stavolta lo ha controllato, era la meglio, prima Mottaran, poi Ambrosio, poi Maremmani. Spettacolare finale qui a Sardana, 4 pari tra i padroni di casa, i campioni d'Italia e Forte dei Marmi, 7 minuti e 20 secondi alla conclusione, quando attacca ancora l'ex di turno Xavi Rubio dalle parti di Giacomino di Jordi Burgaia, l'ha persa, era Jordi Burgaia. Sardana ancora, Borsi, Garcia Bielsa che cresce di partita in partita questo ragazzo, Rossi, numero di Rossi che se l'è lanciata, conclusione di volo. Spettacolo qui a Sardana e ce ne sarà ancora, 6 minuti e 47, 4 pari, time out. Allora ripeto, prendiamo un bel respiro, andiamo fino in fondo, all'ultima azione, 6:47 alla conclusione, Sardana 4, Forte dei Marmi 4. Il più grande spettacolo prima, dopo e durante il weekend è qui a Sardana, qui si gioca hockey ai livelli celestiali, soprattutto il Forte che va in avanti con Xavi Rubio, scarica per Jordi Burgaia area di rigore, Jordi non è riuscito a bucare Corona, così non è riuscito a fare neanche Martin Casasrossano, insiste Forte sempre sull'asse Xavi Rubio. Ecco ancora Jordi Burgaia, Xavi Rubio, va Xavi e Rossi, poi Mottaran e Jordi Burgaia in mezzo, non arriva alla deviazione di Casasrossano, la finta di Xavi aveva messo in condizioni di battere a rete Burgaia ma Corona ha parato. Rossi, di Pinazzar Rossi, vediamo cosa combina Chicco, non ce la fa, buona la chiusura di Forte, poi Casasrossano, Xavi Rubio gliela ruba per un attimo Borsi costringendo l'avversario a tornare nella sua metà pista. Forte dei Marmi la perde però Mottaran, ancora i Pinazzar, grande Sardana, grande Forte, grande hockey, se la gioca ancora Xavi Rubio con il piglio del Matador, va avanti Jordi Burgaia ancora su Davide Mottaran, Jordi Burgaia, Martin Casasrossano si ostacolano con Xavi Rubio, ancora da Burgaia, Martin Casasrossano cerca il pertuso buono, il Forte con Martin Casas, Corona gli ha detto di no, un'altra volta, 4 minuti e 52 secondi quando gli arbitri intervengono per consentire a Corona di asciugare e detergere il sudore.
Gioco ancora fermo, 4 minuti e 52 secondi alla conclusione, 4 pari, una partita bellissima. Rischio di ripetermi, ma effettivamente si assiste a qualcosa di straordinario in pista e fuori. Quando Rossi attacca, pressata la Motaran, scarica su Garcia Bielsa, recupera la difesa del Forte dei Marmi con Motaran ancora che sbaglia. Borsi non trova la porta, era un'occasionissima. Xavi Rubio, transizione forte, su di lui c'è Garcia Bielsa e Xavi Rubio. Vanderman forte al numero 78 Borsi, poi scarica Jordi Burgaia, la regala la difesa dei sardanesi ancora con Borsi, tanto il tempo passa, 4 minuti e 12 alla conclusione, sbaglia il Pinazzar, la recupera Rossi, ancora il Pinazzar, ancora Borsi e Garcia Bielsa, Borsi si gira, su di lui Motaran, va Borsi, sempre Borsi, per un attimo l'aveva toccata Jordi Burgaia, l'ha recuperata il Pinazzar e Rossi. Sardana vicinissima al vantaggio, time out e non finisce mica il cielo. 3 minuti e 49 da giocare, Sardana 4, Forte dei Marmi 4, time out anche per noi. Bella partita. Sabato Forte di Areggio, cioè anche mercoledì. Si ricomincia dunque, fino in fondo, fino alla fine, 3 minuti e 48 alla conclusione, Sardana 4, Forte dei Marmi 4, per questo epilogo di un match che rimarrà molto impresso nelle menti di chi ha avuto la fortuna di assistervi direttamente qui al Palaterzi di Sardana e che in streaming nella nostra trasmissione ormai da anni in onda sul sito della Federazione Italiana Hockey. Stavolta è caotica l'azione del Forte, viene fermata da Borsi, lo scambio con il Pinazzar, migliore in pista secondo me insieme allo stesso Borsi, ma c'è anche una particolare menzione in fila di Sardana per Negro Moiano e Garcia Bielsa, mentre nelle file del Forte dei Marmi è stato straordinario per almeno 40 minuti Ambrosio. Si è distinto particolarmente anche che ha segnato una doppietta Ambrosio, ma anche Motaran e Casas Lossano, niente male. Trattiene regolarmente la pallina Garcia Bielsa, 2 minuti e 45, la conclusione sempre 4 pari. Va al Forte con Ambrosio, ha cercato l'inserimento di Martin Casas Lossano, l'ha persa Forte, Garcia Bielsa scarica indietro Borsi, Rossi, 4 pari, Rossi va da solo, si scontra alla fine con Gnata, 2 minuti e 15, buona la chiusura di Pinazzar, vai Pinazzar, la mette Borsi, Pinazzar gliel'ha restituita. Poi Rossi non ha trovato la porta, Sardana che manca clamorose opportunità, il Forte dei Marmi è lì avvelenato, pronto a dare il morso definitivo. Gnata è fortunato in questa conclusione, ma scattano i 5 secondi ad opera di fronte a Hyde, ma non Jekyll che diricono di fronte a Sparti Gremiti al limite della capienza qui a Sardana. 4 pari, finale pirotecnico, 1 minuto e 50 alla conclusione, 4 pari quando avanza Garcia Bielsa, la pallina a controllo della, attenzione che fischiano gli arbitri,
attenzione, non riesco a capire cosa sia accaduto. C'è un richiamo alla panchina del Forte, all'allenatore Pierluigi Bresciani, cioè litigano tra panchine. Bertolucci mantiene la calma, invita tutti alla calma, anche al tavolo si cerca di riportare Bresciani che ce l'ha col tavolo. Comunque si ricomincia a giocare, 1 minuto e 48, sempre 4 pari e Sardana avanti. Ultime battute di questa partita straordinaria con Borsi che rimette in avanti dove c'è Rossi, pressato da Xavi Rubio. Rossi e Xavi Rubio, Rossi e Xavi Rubio, Rossi e Xavi Rubio. Rossi cerca un pertugio per andare dall'altra parte, sempre Xavi su di lui. Chiusissima la difesa del Forte dei Marmi, mentre il tempo passa con Borsi in attacco, 1:22 e ci sono ancora 7 secondi di possesso per Sardana che finisce per perderla. Ambrosio la perde anche lui, scontro durissimo tra Rossi e Casas Lossano, scontro veramente durissimo. Rimane a terra Chicco Rossi. Si sta per rialzare Rossi, lo ha fatto, ora bisognerà asciugare. Chiedo scusa. Ultimi 73 secondi di gioco. Dolore al costato per Rossi. Vediamo, stanno raccogliendo la concentrazione perché sono gli ultimi 78 secondi. Xavi Rubio, Xavi, la parata di Corona, poi Ambrosio non riesce a ribadire a rete. Sardana ancora con Ipinazzaro, ultimo minuto, la perde, va Xavi e Rossi, Xavi, va ancora Xavi. La pallina arriva Ambrosio, la conclusione non trova la porta, i secondi passano, 45 ne mancano adesso, quando attacca Ipinazzar, la perde per intervento di Martin Casas Lossano, poi Ambrosio, Corona ha detto di no, attenzione, Ipinazzar, numero di Ipinazzar, la parata di Ignata, 22 secondi, conclusione e c'è il gol viene annullato, non è gol, il gol di Jordi Bulgaia, no, non è gol, dicono Fronte e Aid. Il gol di Bulgaia 22 secondi dalla fine, non è gol, annullato. Imbufaliti i tifosi del Forte, ma anche lo stesso Jordi Bulgaia. Borsi gli sta spiegando cosa è accaduto, ma neanche troppe le proteste. Dunque Forte vicinissimo alla gol della vittoria, ma è stato annullato per l'irregolarità in avanti. Ultimi secondi, dall'altra parte ci prova Sardana, 14 secondi adesso. Forte dei Marmi che ha recuperato, Xavi Rubio, Ambrosio ha provato l'assist, Corona, 6 secondi, 5 secondi, pallina di Sardana, Ipinazzar, la perde e finisce
finisce una partita spettacolare. Sardana Forte dei Marmi 4-4 con il gol nel finale non regolare di Burgaia, mancavano 22 secondi. Riassumiamo il tabellino: Sardana avanti con Rossi al 4,32, il pareggio di Montaran al 7,16, vantaggio Forte Marmina al 14,38, 2-1, 2-2 di Garzia Bielsa al 17,53. Il primo tempo si concludeva sul 3-2 per Forte con il gol di Ambrogio al 23,07. La ripresa si è aperta col gol del 3-3 di Negro Moiano al 21esimo secondo, e poi il 4-3 di Casas Lossano all'8,08 e il 4 pari definitivo di Negro Moiano al 15,46. Per cui, amici sportivi dell'hockey, Alessandro Grasso Peroni con Matteo Menotti alla parte tecnica e Gaetano Di Benedetto, il regista e montatore, vi dà appuntamento alla prossima occasione, che sarà sabato prossimo per Sardana Lodi. A tutti buonanotte, viva l'hockey, we love hockey!